scorre più velocemente al punto tale che si prospettano zona arancione e ritorno alla didattica a distanza. Il picco dei contagi atteso per metà marzo. Raffica di ispezioni dei carabinieri del NAS nei bar degli ospedali della regione. Sono scattate 2 denunce. A Tolmezzo trovati pomodoro e insalata con la muffa nei frigoriferi. Un cittadino nigeriano di 39 anni, destinatario di 8 ordini di espulsione, è stato arrestato questa mattina in un market di Udine e ha colpito con 2 pugni allo stomaco un agente di polizia. Inaugurata a Udine, nelle sale del Museo del Castello, la mostra sugli antichi abitatori del Friuli, centrata sulle cavità delle valli del Natisone, partendo da Riparo di Biarzo, uno dei siti di frequentazione umana più antichi. Ai mondiali di sci alpinismo, straordinario bronzo per Mara Martini, la 23enne di Clout ha centrato il primo podio in carriera nella gara più importante. Campania Festa Clout. Buonasera da Telefriuli, ben trovati a questa edizione serale del nostro telegiornale. Con 350 casi ogni 100.000 abitanti, la provincia di Udine è 12ª in Italia per incidenza dei contagi. Il dato relativo agli ultimi 7 giorni, e stando alle indiscrezioni sul nuovo DPCM, all'orizzonte si intravedono la zona arancione e il ritorno alla didattica a distanza. Domani, in una conferenza stampa che è stata convocata per le 11:30, il presidente Fedriga annuncerà le misure che si sono pensate per contrastare l'impennata dei contagi. È la provincia di Udine l'area della regione dove il virus corre più velocemente, al punto tale che si prospettano la zona arancione e il ritorno alla didattica a distanza. Proprio i provvedimenti sulla scuola sono tra i più attesi tra quelli contenuti nel nuovo DPCM che sarà in vigore dal 6 marzo e che oggi è stato per diverse ore al centro del confronto tra governo, regioni ed enti locali. I contenuti saranno presentati in serata dai ministri Gelmini e Speranza. Tra le indiscrezioni c'è appunto quella sulla scuola. Le regioni gialle e arancioni, che hanno oltre 250 casi di Covid ogni 100.000 abitanti per almeno 7 giorni consecutivi, devono sospendere le lezioni in presenza e attivare la DAD, didattica a distanza per tutte le scuole anche nelle regioni rosse. A quanto risulta al momento, il provvedimento può scattare anche solo per province o comuni, non necessariamente per una regione intera. Il dato complessivo del Friuli Venezia Giulia è sotto la soglia dei 250 casi ogni 100.000 abitanti, ma limitatamente alla provincia di Udine siamo ben oltre. In questa parte del territorio si prospettano misure restrittive. I grafici e le mappe di pillole di ottimismo, elaborati dal gruppo di ricercatori guidato dal professor Paolo Spada, indicano alla data del 1 marzo 237 casi per 100.000 abitanti in Friuli Venezia Giulia. A livello regionale siamo sotto la soglia critica. Se si analizzano i dati per provincia, solo quella di Udine risulta sopra il livello di attenzione, con 340 casi ogni 100.000 abitanti negli ultimi 7 giorni. È 12ª in Italia per incidenza. Gorizia conta 235 casi, Trieste 148, Pordenone 108. Della gravità della situazione e della necessità di mettere in atto contromisure in Friuli Venezia Giulia per contrastare l'impennata dei contagi, più 57% nell'ultima settimana, il presidente della regione Fedriga ha discusso nel pomeriggio con i capigruppo in consiglio regionale, l'ANCI, i prefetti, le categorie economiche e l'ufficio scolastico regionale. Sarà il governatore Massimiliano Fedriga a comunicare i provvedimenti per il territorio. Lo farà domani mattina in una conferenza stampa convocata per le 11:30. Almeno per una parte del Friuli Venezia Giulia, rimanere in zona gialla ora rappresenta un rischio, e non solo per la scuola. Situazione allarmante, la più difficile dall'inizio della pandemia, così ha descritto lo stato delle cose il vicepresidente della regione Riccardi, che parla di un'intensità di contagio maggiore nella fascia di età 11-13 anni. Vicepresidente, lei ha detto che sono queste le giornate più difficili da quando è iniziata la pandemia. È successo che è stato un rialzo importante, poi la complessità e probabilmente, diciamo, tra le giornate più difficili non va dimenticato che c'è un anno alle spalle, un anno molto difficile e bisogna anticipare alcune azioni
che ci fanno vedere la tendenza dell'epidemia. Oggi l'Italia è sostanzialmente arancione, le 2 regioni in alto a destra, il Veneto e il Friuli Venezia Giulia, sono gialle, però oltre a essere confinanti con un sistema che è già arancione, viviamo anche i confini di Austria e Slovenia che hanno un'incidenza altrettanto elevata. Nella proiezione del calcolo dei dati rischiamo di restare zona gialla anche la prossima settimana. Quindi è chiaro che noi dobbiamo assumere le decisioni che ci facciano contenere questo fenomeno. Si agirà sul fronte della scuola? Qual è l'orientamento? In sé per sé il tema non è la scuola, il tema è la circolazione del virus, dove oggi vediamo che quella fascia da 3 a 5 anni si è trasferita nella fascia come maggiore intensità di contagio nella fascia dagli 11 ai 13 anni. Noi oggi vediamo, questo è un dato incontrovertibile, che c'è un contagio sostanzialmente inesistente nelle nostre case di riposo e nel nostro personale sanitario. Quindi questo dimostra che il vaccino è la vera soluzione. Io ricevo ogni giorno legittime richieste di anticipazione del vaccino perché ognuno pensa giustamente di essere tra le categorie a rischio. Noi abbiamo un piano nazionale che dobbiamo rispettare. Ci sono alcuni aspetti che io non condivido di quel piano e quindi continueremo a lavorare perché venga modificato. Il cambio ai vertici della struttura commissariale, voi avete più volte chiesto un cambio di passo, potrebbe essere il momento giusto? Ma io osservo con grande rispetto queste scelte. Se il Presidente del Consiglio ha deciso di fare in questo modo vuol dire che va bene così. Sicuramente alcuni cambi di passaggio erano auspicati anche da parte del sistema delle regioni, non sono valutazioni sulle persone, intendiamoci. Ora il problema vero però resta la capacità di avere maggiori dosi disponibili. 478 i contagi nelle ultime 24 ore in regione, si tratta del dato più alto registrato nell'ultimo mese, numero di infezioni che è emerso attraverso 6.116 tamponi molecolari, dai quali sono arrivati 283 casi, percentuale di positività del 4,63%, 196 contagi invece da 3.463 test rapidi, il 5,66% del totale. I decessi registrati sono 11, si aggiunge a questi una morte pregressa del 26 febbraio scorso. Sono 2.048 i clinicamente guariti, mentre le persone attualmente in isolamento sono 9.765. E la Slovenia potrebbe inasprire a breve i controlli ai confini, reintroducendo in particolare l'obbligatorietà del tampone negativo settimanale per i transfrontalieri, lavoratori o studenti che siano. È lo scenario evocato dal ministro degli interni sloveno durante un question time al Parlamento di Lubiana, come riporta TV Koper Capodistria. Proprio per limitare i contagi potrebbe essere necessario reintrodurre i punti di controllo alle frontiere, ha detto il ministro, specificando che una stretta potrebbe essere decisa da tutti i paesi dell'Unione Europea. L'introduzione dell'obbligo del tampone anche per i transfrontalieri aveva causato alcune settimane fa polemiche tra Italia e Slovenia, costringendo Lubiana allora a fare una repentina marcia indietro. Raffica di ispezioni dei carabinieri del NAS negli ospedali del Friuli Venezia Giulia, nei bar degli ospedali della regione. 2 responsabili dei punti di ristoro denunciati all'autorità giudiziaria per cattivo stato di conservazione dei cibi e per irregolarità legate a normative antincendio. Sono 23 le ispezioni eseguite in Friuli Venezia Giulia dai carabinieri del NAS di Udine all'interno di bar e di servizi di ristoro collocati negli ospedali e nei presidi sanitari pubblici e privati. 6 le sanzioni amministrative elevate dagli uomini del capitano Fabio Gentilini e 2 le segnalazioni penali. Il responsabile di un bar che si trova all'interno dell'ospedale di Tolmese è stato denunciato perché deteneva alimenti in cattivo stato di conservazione. Sono stati sequestrati 15 kg di alimenti, pomodori e insalata destinati alla somministrazione al pubblico, conservati all'interno dei frigoriferi, risultati invasi da muffe in evidente stato di deterioramento. Un altro controllo eseguito nel bar dell'ospedale di Latisana ha messo in evidenza invece la carenza di manutenzione periodica dei dispositivi antincendio e l'assenza dei cartelli che indicano il divieto di fumare. Sono state elevate sanzioni in questo caso per 1.500 euro
La legale rappresentante del bar è stata denunciata all'autorità giudiziaria. Le ispezioni sono state eseguite 5 a Trieste, dove non sono state registrate irregolarità, 10 a Udine, dove 4 bar sono finiti nei guai, 5 a Pordenone, dove sono state elevate 5 sanzioni amministrative e infine 3 i controlli a Gorizia con una sanzione amministrativa. Espulso dall'Italia, viene trovato in un market di Udine, riconosciuto, picchia un poliziotto. È accaduto questa mattina. Gli agenti della Volante hanno arrestato un nigeriano di 39 anni senza fissa dimora, risultato irregolare sul territorio nazionale. Verso le 8:30 era stato notato camminare nel magazzino di un supermercato cittadino. Un dipendente preoccupato aveva chiesto l'intervento delle forze dell'ordine. Appena arrivati gli agenti hanno riconosciuto l'uomo destinatario di ben 8 ordini di espulsione a seguito appunto di una decisione del questore, l'ultima risalente all'8 febbraio scorso. L'uomo ha da subito dimostrato poca collaborazione, inveendo contro i poliziotti e colpendone uno con 2 violenti pugni allo stomaco. A quel punto è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale. Malore per un sub nel tardo pomeriggio di oggi nel tratto antistante la Pineta di Barcola a Trieste. L'uomo di 32 anni era in compagnia della moglie quando ha perso conoscenza. È stato portato a riva e rianimato dal personale medico. Sul posto la Capitaneria di Porto di Trieste versa in gravissime condizioni. L'assessore regionale Fabio Scoccimarro sabato scorso è caduto malamente da cavallo, procurandosi delle lesioni al braccio sinistro che lo costringeranno ad operarsi nei prossimi giorni. Ha raccontato la disavventura avuta con il figlio Amedeo in un pomeriggio all'aria aperta con una gita a cavallo lungo i bastioni di Palmanova. Così ha spiegato l'assessore esperto fantino con oltre 50 anni di esperienza in sella. Purtroppo lungo il percorso il cavallo è inciampato, entrambi sono caduti. Non accennano a diminuire gli incidenti stradali causati dall'attraversamento improvviso di animali selvatici della carreggiata. 4 gli schianti nelle ultime 12 ore sulla viabilità tra Premariaco e Pavia di Udine. Ancora incidenti stradali causati dall'attraversamento improvviso della carreggiata da parte di animali selvatici. È successo poco prima delle 19 ieri a Perseneano in via Giuseppe Garibaldi nel comune di Pavia di Udine vicino alla centrale elettrica. Il conducente di una vettura non è riuscito a evitare un cinghiale. Danni alla macchina e per fortuna il conducente è rimasto illeso. Un secondo incidente stradale si è verificato poco dopo le 19:30 a Premariaco nella zona di Case Sparse Rocca Bernarda. La conducente di una vettura non è riuscita a evitare l'impatto con un cinghiale lungo la regionale 256. Danni alla vettura e all'animale poi è scappato nei campi. E un terzo incidente intorno alle 20 sempre a Premariaco in viale Aldo Moro nella frazione di Orsaria. Nell'impatto sono morti 2 cinghiali investiti da altrettante vetture. Sul posto sono intervenuti anche i cacciatori della zona con il direttore della riserva dei caccia di Premariaco. Il numero di scontri di questo tipo è in forte aumento anche per effetto del coprifuoco. Con meno auto, quindi con meno rumore e meno diffusori luminosi, la fauna selvatica attraversa le strade con sempre maggiore frequenza. La polizia ha arrestato un 34enne pordenonese, aveva commesso diversi furti e reati contro il patrimonio e la persona. Nell'arco di 8 anni ha compiuto reati contro il patrimonio e la persona. Ora dovrà scontare una pena di 2 anni, 7 mesi e 17 giorni. Questa mattina un 34enne pordenonese è stato rintracciato e arrestato dalla squadra mobile della questura della città sul Noncello perché è destinatario di un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Pordenone dopo le sentenze definitive per reati commessi tra Caneva e Sacile tra il 2011 e il 2018. L'uomo infatti era stato arrestato in flagranza di reato nel febbraio di 10 anni fa. Allora, alle 2:30 di notte, era stato sorpreso nel commettere un furto in concorso asportando il registratore di cassa di un bar in piazza 30 ottobre a Caneva. Successivamente il 34enne era stato autore di reati contro il patrimonio ai danni di centri commerciali a Sacile, fino all'ultima condanna dell'ottobre del 2018, quando picchiò violentemente l'ex fidanzata al termine del loro rapporto sentimentale, colpendola con pugni al viso tanto da procurarle un trauma cranico e la frattura delle ossa nasali. L'uomo è stato associato alla casa circondariale di Pordenone, dove sconterà la pena. E restiamo a Pordenone ma per parlare di viabilità con la rivoluzione del ring di Pordenone, l'anello circolatorio della città.
Tra meno di un mese saranno terminati i lavori su Viale Marconi a Pordenone, dove il Comune ha deciso di introdurre il doppio senso di marcia, una rivisitazione del ring cittadino che comporterà un mutamento di tutta la viabilità della zona, come spiega l'assessore alla viabilità Cristina Mirante. Entro il 28 di marzo, che è la scadenza che ci siamo dati, verrà introdotto progressivamente il doppio senso, prima da via Beato Dorico, con svolta a destra, quindi con l'attivazione del doppio senso, dopodiché sul semaforo di via 30 Aprile, via Matteotti e dopo ancora in via Montereale, via Le Grigoletti. Quindi questi semafori verranno modificati in modo da consentire le manovre di doppio senso. Ieri è stata modificata la viabilità delle strade a sud di Viale Marconi, ovvero verso il centro, nelle quali è stato rivoluzionato il senso di marcia, cosa che ha creato in un primo tempo qualche spaesamento tra gli automobilisti. Abbiamo attivato già c'è la cosiddetta circolazione nuova, invertendo il senso unico di marcia in via Bertossi e in via Brusafiera e istituendolo questo in via Temporanea e in via Beato Dorico. Cambia il fatto che in viale Marconi sarà attiva anche la corsia, diciamo, di contromano, andando di fatto a togliere quel traffico parassita che girava per largo San Giorgio e via Brusafiera. Prima della fine dei lavori su Viale Marconi saranno installati anche i nuovi lampioni, più bassi rispetto agli attuali, e piantati alberi sempreverdi capaci di assorbire lo smog anche nei mesi invernali. Parla degli antichi abitatori del Friuli, la mostra che è stata inaugurata oggi a Udine. In questa occasione abbiamo utilizzato questo spazio espositivo stupendo per raccontare ciò che avveniva nelle Valli del Natisone, diciamo dai 13.000 anni fa sino a poche centinaia di anni fa, cioè raccontiamo la preistoria, ma nel catalogo anche aspetti un po' più recenti dell'uso delle cavità in questo territorio. Le grotte di interesse preistorico sono molte, ce n'è più di 20 in questo territorio per quanto sia piccolo. Le grotte intese come luogo di riparo nel corso della preistoria. Abbiamo fatto un paio di focus, l'uno sul paleolitico, mesolitico, quindi trattando il periodo preistorico a partire da 13.000 anni fa, e poi una grossa fetta di informazioni arrivano invece dal terzo millennio a.C., da grotte che sono state scavate dal circolo speleologico e idrologico friulano già a partire dalla fine dell'Ottocento agli inizi del Novecento. I dati a disposizione sono minori perché il periodo non consentiva delle ricerche stratigrafiche, non c'erano ancora le conoscenze, ma abbiamo posto un punto zero per poi condurre delle ricerche più approfondite. E Udine celebrerà ogni anno, a partire da questo, la nascita di Tiepolo in contemporanea ad altre città italiane ed europee dove sono presenti le opere dell'artista veneziano. Il 5 marzo ricorre il 325esimo della nascita di Giambattista Tiepolo, il pittore veneziano che visse anche a Udine, dove realizzò un'importante serie di capolavori. E proprio a partire dal 2021 l'amministrazione comunale di Udine intende celebrare ogni anno questa data con iniziative collegate alle altre città sia italiane che straniere, in cui l'artista ha lasciato il segno con le sue opere. L'idea è quella di celebrare la data della nascita di ogni anno, da quest'anno in avanti, in modo tale da avere un momento fisso che unisce tutti i comuni nel nome di Giovan Battista e poi soprattutto ci stimola a produrre sempre cose nuove. Noi siamo la città del Tiepolo, la città della luce, le meraviglie della luce del Tiepolo. Quest'anno iniziamo con una serie di visite guidate per quale io invito tutti a prenotarsi, che si faranno dalle 11 mattina fino alle 19 in castello. Ci sarà il servizio didattico, le visite sono gratuite, bisogna pagare però il biglietto a prezzo ridotto. Udine, oltre a essere città del Tiepolo, intende recuperare e valorizzare personaggi che hanno avuto un ruolo importante nella storia del Friuli. Il 19 marzo in castello sarà ricordata la figura di Marco Moruzzo, ultimo alfiere portabandiera del patriarcato aquileiese. Fu imprigionato, torturato e decapitato nelle carceri del castello nel 1421, mentre Moruzzo veniva occupata dai veneziani. Firmata stamattina una nuova convenzione tra la Fondazione Progetto Autismo FVG e l'azienda sanitaria universitaria del Friuli Centrale e nell'occasione sono stati somministrati i primi vaccini agli ospiti della struttura.
Ci siamo scontrati con una burocrazia nefasta, ma abbiamo vinto. Elena Bulfone, presidente della Fondazione Progetto Autismo FVG, commenta così la firma di una nuova convenzione con l'azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale. Presente il vicepresidente della regione Riccardo Riccardi e i vertici della sanità locale, sono stati anche inoculati i primi vaccini agli ospiti della Home Special Home di Feletto Umberto. Dopo 2 anni e mezzo, grazie all'assessore Riccardi, al dottor Caporale e al direttore generale Braganti, abbiamo una convenzione completa. Quindi centro diurno adulti, centro diurno pomeridiano adolescenti e il progetto di indipendenza nei gruppi appartamento. Questo è un'opportunità fondamentale per le nostre famiglie per ricevere respiro e sollievo, ma soprattutto per i ragazzi per implementare le attività di indipendenza in una palestra di vita che è meravigliosa. Avete ricordato, più volte scontrati con la burocrazia che non si ferma nemmeno davanti all'emergenza. Allora, l'Italia ha, oltre a tantissimi pregi, un grosso difetto, la enorme burocrazia, un impianto elefantesco che spesso vincola e impedisce di fare progetti importanti. Siamo riusciti a vincere questa burocrazia terribile. Anche le vaccine sono fondamentali, importantissime. Io direi che anche tutti i protocolli, il rispetto dei protocolli, il rispetto di attenzioni e implementazione di programmi all'interno delle strutture, nelle case, quindi formazione e competenza sia dei genitori che degli operatori. Su questo dobbiamo puntare per il futuro. La vaccinazione dei disabili noi l'abbiamo assunta come decisione della Giunta regionale. Diciamo che c'è un'interpretazione forzata della struttura residenziale che divideva le persone anziane dalle altre, però se una persona ha una certa età ed è disabile, quello vicino è giovane, io credo che questo lavoro noi dobbiamo farlo e lo stiamo facendo. Saranno tutte a misura di Covid le iniziative del Comune di Udine pensate per la festa della donna. Parliamo di incontri online ma anche di un vademecum realizzato con le forze dell'ordine sulla sicurezza delle donne. Il Covid non ferma i programmi del Comitato Pari Opportunità del Comune di Udine per la Festa della Donna, che per la prossima settimana ha organizzato incontri online in collaborazione con il Comune di Gorizia, iniziative per contrastare bullismo e cyberbullismo e la distribuzione di un vademecum comportamentale per la sicurezza della donna. Tratteremo proprio in data 9 marzo alle 17:30 in modalità online naturalmente un convegno sul tema del lavoro, della difficoltà insomma, che hanno riscontrato in particolar modo le donne in questo periodo. Per fare questo naturalmente è fondamentale anche la collaborazione del punto antimobbing, che è un servizio gratuito messo a disposizione della popolazione nei quali si possono rivolgere tutti quei lavoratori che subiscono vessazioni sui luoghi di lavoro. C'è da segnalare questo vademecum che è dedicato appunto alle donne per sentirsi maggiormente sicure. È un vademecum molto importante redatto con la collaborazione della Polizia di Stato per aiutare le donne, ma non solo, ad adottare quei piccoli accorgimenti per sentirsi più sicure in città e anche non solo in città, ma abbiamo visto in questo periodo l'utilizzo dei social è aumentato in maniera esponenziale. Il Covid purtroppo obbligandoci a stare in casa ha veramente aumentato questi casi. Per cui insomma non solamente rivolto alla violenza ma a 360 gradi in ogni attimo della loro vita quotidiana. Al Festival di Sanremo che parte da stasera ci saranno anche 2 voci pordenonesi, Davide Tofolo con gli Extra Liscio e Francesca Mesiano con i Comacose. Attesa finita, il Festival di Sanremo, seppur in forma diversa dal passato a causa della pandemia, debutta stasera e in gara c'è anche un pezzetto di Friuli. Il frontman dei 3 allegri ragazzi morti, Davide Tofolo, assieme alla band romagnola degli Extra Liscio, si esibirà domani nella seconda serata della manifestazione condotta da Amadeus. Il cantante pordenonese, con la sua immancabile maschera da teschio, si esibirà con Bianca Luce Nera, una performance che nemmeno lui si sarebbe mai immaginato. All'inizio non ci credevo, ho detto ma veramente? E poi ho detto ma sì, andiamo che ci divertiremo come pazzi.
E stasera a salire sul palco più emozionante d'Italia ci sarà anche Francesca Mesiano, in arte Cali, origini pordenonesi, voce dei Comacose, gruppo indie rap elettronico che ha riscosso molto successo negli ultimi anni. In coppia con il fidanzato partner artistico Fausto Zanardelli, Francesca canterà Fiamme negli occhi. Dopo giornate di prove sulla Riviera Ligure, con tamponi costanti per scongiurare il contagio, i due pordenonesi condivideranno il palco con gli altri big in gara e i super ospiti, su tutti l'attesissimo Zlatan Ibrahimovic, centroavanti del Milan, prestato per una settimana alla musica. Il suo infortunio mercoledì lo terrà lontano dal campo di San Siro contro l'Udinese, dove avrebbe dovuto giocare l'infrasettimanale di Serie A. La scena però, c'è da scommetterci, se la prenderà comunque, così come i due pordenonesi in gara. E di Milan Udinese parleremo tra poco a Sport FVG con recuperi importanti per Gotti, ma in primo piano il bronzo mondiale della 23enne di Clout Mara Martini ai mondiali di sci alpinismo in corso ad Andorra, e ancora calcio a 5 e pallavolo con la ripartenza della Serie C. È tutto per questa edizione del nostro telegiornale, grazie per averci seguito. Vi ricordo che dopo Sport FVG ci sarà l'appuntamento con le previsioni del tempo a cura di Antonino Renda. Buona serata.